Impopolari Venete, quella rapina legalizzata. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Così. Come sempre durante la pubblicità il dibattito prosegue, ma anche noi dobbiamo andare avanti. Ugone allora, si era prenotato per intervenire? Sì. Solamente per dire due cose fondamentalmente. Uno, Di Battista dice delle gran verità, però ne manca una, che all'interno di tutta questa grandissima commistione che c'è e collusione, se mi passate anche il termine, che c'è tra finanza Politica e media, mancano le istituzioni e gli apparati dello Stato, perché noi veniamo a scoprire, e non lo scopriamo dalla Commissione, che Banca Popolare di Vicenza gestiva i conti correnti, ed è giusto ripeterlo perché non lo si dice mai abbastanza, dei servizi segreti italiani. Lì quindi si gode di una copertura di Stato molto pesante e molto sistemica all'interno di una banca in un territorio molto difficile, perché Banca Nuova, lo ricordiamo, era in Sicilia. Quindi in realtà la commistione che esiste è molto più complessa, solo che ha la, diciamo, banalità di essere solo ad alti livelli. Perché è un'altra cosa che non si dice, Bellucco fa benissimo a fare le sue battaglie con gli NPL della povera gente, noi l'appoggiamo, la nostra battaglia è per i piccoli risparmiatori, è un'altra cosa. Gli NPL di queste banche, riguardano grandi aziende e fatalità sempre le stesse. Noi abbiamo trovato all'interno degli NPL secretati, da questo elenco secretato, noi una parte siamo riusciti a averla perché andando avanti e dietro per l'Italia, ci sono consorzi con enti pubblici dentro, la provincia di Udine. La Serracchiani gli scrivi, si nega. Dottore, hanno garanzie per terreni a 17 milioni che poi scopriamo sopravvalutati e prendono fidi per 35. Quando mai si è vista una cosa del genere? E poi, ha dato 40 milioni di affidamento a uno che non presentava la dichiarazione dei redditi a 3 anni. Ma dico, all'interno di tutto questo non possiamo pensare che è successo all'interno di un mercato sano. Questo è successo all'interno di una commistione di pochi poteri, grandi, forti, eminenze grigie, che hanno studiato a tappeto quello che è successo, perché quando arriva il dottor Iorio e ci dice che con 1,5 miliardi di capitalizzazione risolve il problema, quando poi Atlante ne butta dentro 3 rotti e il problema c'è ancora. Dottor Iorio non sa fare i conti, ma nessuno gli ha chiesto del fatto che lui non sa fare i conti, lo hanno protetto, vuol dire che il sistema lo voleva lì. Cioè la commistione è molto più ampia ed è sorretta sempre dalle solite persone, sempre dai soliti nomi, sempre dalle solite aziende. Questo è un bel paese se eliminassimo quella gente lì, e sono pochi, ve lo assicuro, i nomi li sanno tutti. Se eliminassimo quella gente lì, questo tornerebbe un bel paese. Lei, professore, fa un bel discorso, il problema è che io e lei non siamo in Parlamento, io e lei però fra qualche mese siamo nella cabina elettorale e io pongo riflessione su questo. Questi signori qua o ci firmano l'assegno, per quanto mi riguarda, io non appoggio nessun partito, non mi occupo di politica, non me ne frega niente, o ci firmano l'assegno o i voti se li scordano, perché quel vasetto vuoto, intanto vi abbiamo dato il vasetto, no, a noi interessa la marmellata, il gioco al contrario non funziona più, il vasetto te lo puoi anche tenere, dammi i soldi, il messaggio deve essere chiaro. Certo. Però non dimentichiamoci, non illudiamoci che la crisi bancaria sia nata nel 2007, la crisi bancaria nasce nel 1980, da quando abbiamo cominciato ad approvare l'accordo per le coperture di tutti gli enti locali da parte dello Stato, l'accordo 87-92, esplosione del debito, attraverso la inutile e controproducente aumento del valore dei beni immobiliari che coprivano ogni nefandezza delle banche. Quando poi nessuno io quello non riesco a capire, io vado fuori di testa per queste robe qua, ma quando alla fine degli anni 90 le casse professionali, degli ordini professionali cominciavano a mettere sul mercato migliaia di immobili, ma a nessuno è venuto in mente, attenzione, gli immobili calano. Se questi li mollano vuol dire che tutto il sistema sta crollando, e questo è successo 20 anni fa. Ma ero l'unico cretino io a pormi questo problema. E adesso che si prospetta il prossimo anno un'ulteriore emissione di nuovi immobili, che sono quelli che avrebbero dovuto garantire gli affidamenti passati, noi stiamo andando verso
un continuo decadimento degli immobili, perché tutta la crescita è fittizia, perché è una crescita basata su un valore immobiliare che lo decidiamo io e lui. Questa casa vale 500, domani vale 800. L'esempio chiaro ce l'avete al Comune di Venezia, tanto per stare nel nostro. Passate gestioni delle giunte precedenti avevano messo a bilancio il valore di un immobile 14 milioni, venduto a 10, 4 milioni adesso cosa fai? Ma perché loro hanno deciso di metterlo a 14? Perché l'immobile non è un valore di mercato, è un valore che viene stabilito a tavolino, ed è questo che è quello che mette in crisi il sistema bancario, perché il sistema bancario è cresciuto grazie a delle persone che decidevano i valori immobili indipendentemente dal mercato. Pontelli, la interrompo perché abbiamo un telespettatore in attesa. Il signor Dennis. Buonasera signor Dennis, da dove chiama lei? Buonasera, chiamo da Cartigliano, provincia di Vicenza, sono un correntista della Popolare di Vicenza, che era ex Popolare di Vicenza. Mai Banca Intesa. Banca Intesa, praticamente. Prego. Sento parlare praticamente delle conseguenze di questo imbroglio gigantesco, ma delle cause ne sento poco parlare. Il nome per esempio di Cecilia Carreri, PM, che si è dimesso dalla magistratura, che è stato costretto, diciamo, a dimettersi dalla magistratura perché voleva metterci un po' il naso dentro, non l'ho mai sentito nominare. C'è qualcuno dei presenti che vuole ricordare, diciamo, quello che è stato la vicenda. Credo che sia utile anche per tutti quelli che seguono il vostro programma. Certo. Cavallari, vuole ricordare lei il... Mi pare che risalgano ancora al 2002 le perché noi abbiamo parlato della, no? Carreri proprio sul titolo quotato della Popolare di Vicenza, insomma... Fu al centro di una sorta c'è stato scritto un libro, è stato pubblicato un libro, ma diciamo anche come associazione dei consumatori, anche così a livello nazionale, insomma, abbiamo anche preso una certa posizione a tutela del nome di questo ormai purtroppo ex magistrato, chiedendo addirittura che venisse reintegrato. Certo. Mi permette solo questo punto, perché tutti parlano della Carreri, io vi sottolineo questo. Confindustria Vicenza, che storicamente era una delle confindustrie più potenti del nord-est, ha avuto una spaccatura per colpa della questione Popolare di Vicenza, gestione Zonin. Professore, mi corregga, Popolare di Vicenza all'interno aveva dei grossi azionisti che si sono tolti perché avevano chiesto di essere in CDA per dare un occhio a cosa succedeva all'interno del CDA, volevano un posto, avevano decine di milioni di euro di azioni. Bene, questi grossi industriali se ne sono andati da Popolare di Vicenza e da Confindustria Vicenza, si sono demessi, è tutto andato all'acqua di rose, nessuno che si sia indignato, nessuno che si sia domandato perché, i giornali non ne hanno parlato, non c'è solo la Carreri, ci sono decine di nomi, c'è il socio della Grassa che in ogni assemblea attaccava Zonin dicendo che, ma poi d'altra parte arrivava il giornale di Vicenza, scriveva no tutto bene, arrivava BCE o Banca d'Italia con una multina a 50.000 euro, voi ditemi se sono un buco da 7-8 miliardi come hanno fatto, si può fare una multina da 50.000 euro, cioè ricordiamole tutte le cose. Però nessuno ne ha parlato, la colpa è sistemica perché il sistema risponde sempre alle solite 4 eminenze grigie. Certo, tra l'altro adesso sentiamo quelli che sono stati i commenti dei suoi colleghi della commissione parlamentare d'inchiesta, appunto dopo l'audizione che è avvenuta qualche settimana fa dei rappresentanti di Consob e Banca Italia. Sentiamo come hanno commentato, c'è il presidente Pier Ferdinando Casini che è il presidente della commissione, ma poi sarà Brunetta, sentiremo Zanetti, Sibilla e anche Orfini del Partito Democratico. Sentiamo. È sembrato che ci sia stata una valutazione diversa su fatti comunemente definiti. Sono emersi aspetti davvero inquietanti e gravi. Lo spettacolo di Banca Italia e Consob che diciamo si rimpallano le responsabilità e che in qualche modo appunto dimostrano e riconoscono il malfunzionamento nella vigilanza su queste vicende è abbastanza preoccupante. Secondo noi emerge un quadro drammatico, soprattutto anche di una vigilanza che è anche parziale. Relativamente a Banca
Banca Popolare di Vicenza, Banca d'Italia era in possesso di informazioni rilevanti per la Consob dal 2001, non gliele comunica fino al 2015. È evidente che la condotta di Banca Italia nella collaborazione tra le due istituzioni è a dir poco sorprendente, per certi versi sembra quasi di ostacolo alla vigilanza. Questa è una cosa che è lampante e dovrà venire fuori anche da denunce che stiamo pensando anche di presentare alla magistratura. I sistemi di vigilanza in questi anni terribili o non hanno funzionato parzialmente o non si sono parlati. E sentire anche responsabili di Consob e di Banca d'Italia che ammettono loro stessi che c'è probabilmente la necessità di una revisione anche delle normative, questo dimostra che questa commissione d'inchiesta non è stata istituita vanamente. Il problema è proprio che le normative ci sono, poi è chiaro che se gli enti di vigilanza, anziché applicarle nel modo più utile possibile, si trincerano dietro protocolli che loro stessi si fanno e oggi ci raccontano che sono inadeguati, noi dobbiamo prendere chi è stato in quegli anni nelle autorità di vigilanza e, se c'è ancora, dirgli che può cortesemente andare a fare qualcos'altro. Sicuramente sia Banca Italia che Consob, che in parte anche i magistrati che abbiamo ascoltato all'inizio, hanno segnalato alcuni elementi di inadeguatezza del quadro normativo. Sicuramente ci sono anche responsabilità individuali. Qui chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Io per costume non sono mai stato tra quelli che scagliano le pietre. Mi sembra che ci siano molti che si iscrivono a questo ruolo, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra. Certo, se le normative vanno cambiate è anche responsabilità della politica che non ha cambiato. Se non c'è stata sufficiente collaborazione tra coloro che dovevano vigilare è una responsabilità loro, e mi sembra che è un cammino complesso, ma bisogna farlo con grande serietà, senza demagogia, senza strumentalizzazioni, perché questa non è la sede della campagna elettorale. La campagna elettorale è fuori di qua, nelle piazze. E allora, intanto che ascoltavamo la voce dei politici, qua in studio si sono susseguiti i commenti. Signora Anna Rita vuole brevemente, che così facciamo intervenire tutti perché il tempo scappa via. A noi ogni giorno tormenta il nostro stomaco, il nostro cervello, è questo, che tutti sanno, tutti dichiarano e non si fa niente da parte dello Stato. O lo Stato ci fa un decreto che ci vota contro, di non avere neanche la possibilità di difenderci. Ma non so, in Italia, ma non mi sembra di essere persone ignoranti come credono questi a farci passare. Non è possibile andare avanti in questa maniera. Certo, bisogna cambiare, ho detto prima, c'è il sistema, anche da cambiare, il certo, sistema che non va. Lei gentilmente anche il nome, che così sappiamo. Daniele Marangoni. Daniele, prego. Allora, il servizio, per carità, la conclusione è bene, tutto bello, ma a me sembra di aver visto sempre le solite facce. Allora, se io non sbaglio, c'era Pier Ferdinando Casini, l'onorevole Brunetta, e poi, vabbè, c'era Zanetti, mi hanno detto c'era anche Orfini, ma io non l'ho riconosciuto. Quello con la barba. Però quello che mi sorprende è la presenza dell'onorevole Zanetti. Baretta adesso è sottosegretario. Ricorderei che Zanetti era sottosegretario. Certo, certamente, pari grado. Casini sono un paio d'anni che fa politica. Niente di che, però sono un paio d'anni che fa politica. Mi sembra anche di ricordare che anche Brunetta non sia poi così di primo pelo. Scusate, io sono un cittadino italiano. Io lei si pago domanda le tasse, no, io pago le tasse perché ci sia qualcuno che si occupa della cosa pubblica. Io mi rivolgo al mondo politico, io adesso non ce l'ho con voi, assolutamente. Però io dico, no, assolutamente non è quello il problema, io ce l'ho con la politica. Ma siccome siete voi a rappresentare la politica qui questa sera, io mi chiedo come cittadino che funzione abbiate. Perché noi come cittadini paghiamo le tasse, quelle tasse servono a pagare i vostri stipendi. Se io avevo un dipendente che non funzionava, io comincerei a preoccuparmi perché un dipendente che non funziona va licenziato. Uno. Lei diceva una preparazione economica, in economia no.
una preparazione, come si diceva prima, in educazione civica. Ma lo sapete perché? Semplicemente per questo. Il cittadino cosciente di quel che va a fare all'interno della cabina elettorale, perché sa che non deve votare una persona per la simpatia, per la bellezza, per questo, per quello, perché ha 4 reti televisive. No, una coscienza che dica al cittadino: tu sei capace di votare una persona competente, perché la cosa pubblica deve essere amministrata da persone competenti e non che si rimbalzano la responsabilità di volta in volta l'uno con l'altro. Facciamo rispondere, è stato chiarissimo. Inizia... l'onestà viene di conseguenza. I cappelletti. Sì, ma sarò altrettanto chiaro, in democrazia comandano i numeri. E c'è una maggioranza e c'è un'opposizione. Il ruolo dell'opposizione è di dire che cosa avremmo fatto noi al posto loro. Ma siamo sicuri che sia questa la funzione dell'opposizione? Perché a me non sembra che ci sia stata un'opposizione. Noi nel 2013 abbiamo depositato il primo disegno di legge per istituire una commissione bicamerale d'inchiesta sui drammi delle banche. Ma allora non mi serve la democrazia se questa deve essere la democrazia. Dal 2013 al 2017 io personalmente ne ho firmati 4 di disegni di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulle banche. Ne ho firmati 4 perché erano un po' diversi uno dall'altro, per cercare di incontrare e anche di trovare una convergenza con le forze di maggioranza. Una mia prima firma. Chiedetevi piuttosto perché questa commissione bicamerale nasce proprio negli ultimi mesi della legislatura. Perché sono dovuto andare senatore, non c'è da chiederselo. Perché questo forse non si sa, ma battere i pugni sul tavolo in conferenza dei capigruppo. Perché anche dopo che era stata approvata e pubblicata in Gazzetta la legge istitutiva della commissione bicamerale, c'erano dei gruppi, tra questi guarda caso il Partito Democratico, che non comunicavano al Presidente del Senato i nominativi dei propri appartenenti alla commissione bicamerale d'inchiesta, per cui non poteva nascere, è stata lì altri mesi. E a forza di battere sul tavolo siamo riusciti a farla nascere. E solo grazie alla forza dei media, alla forza dei risparmiatori truffati che ne esigevano la nascita, e del fatto anche dell'avvicinarsi di una scadenza elettorale, per cui non potevano andare ad elezioni senza aver comunque detto no, la commissione l'abbiamo fatta noi, hanno avuto coraggio. A me sembra che sia più plausibile l'ultima di motivazione, attenzione, perché siamo vicini alle elezioni, allora abbiamo fatto la commissione. Allora le chiedo una cosa, senatore, le chiedo una cosa. Tra l'altro, scusate, da dire, con un presidente che è stato il primo a delegittimare la commissione e non gli avete neanche chiesto dimissioni, cioè dai. Presidente Casini ha delegittimato la commissione quella prima che nascesse e nessuno gli ha chiesto le dimissioni. È una vergogna. Ma che paese è? Ma di cosa parliamo? Dai. Veramente per essere presidente lo hanno eletto. No, non è che e capisce perché allora a me non serve questa democrazia, questa non è democrazia, questa è teocrazia, e ancora, perché se poche persone decidono per milioni di italiani, allora gli italiani devono ben sapere, o anzi capire, 1, dove vanno a finire i loro soldi, 2, cosa ci stiate a fare giù a Roma voi, perché io me lo chiedo, e io adesso non lo so qui se ci sia qualcuno che mi può dare una risposta. Ma vi votate fra voi, è una cosa bestiale. Quando io andavo al liceo, la Democrazia Cristiana era il primo partito che nessuno votava. Voti di sì? No. Nessuno votava, era il primo partito. Questa domanda, voi avete tutti i diritti perché siete truffati, doveste chiederla ai vostri conoscenti che votano PD, che votano Forza Italia, loro sono i vostri nemici, non quelli che a Roma. I vostri nemici sono quelli che dicono di votare una cosa e invece votano proprio il PD, Forza Italia, Zanetti, Scelta Civica. Loro sono i vostri nemici, non questi, dico, nel mondo della politica, che sono solo il frutto delle votazioni. Perché questa è la realtà, perché questi non vanno catapultati a Roma perché l'hanno deciso 4 o 5 potentati, vanno perché qualcuno li vota. Signori, in economia ormai si dice che la colpa è di chi compra, non di chi vende. Perfetto. Per cui se io vendo una porcheria e io ho la possibilità di informarmi se sia una porcheria o meno, se io la compro è colpa mia, non è colpa di chi me la vende. Quindi la colpa è dei nostri cittadini italiani che votano queste porcherie di partiti e che di conseguenza tolgono la possibilità a voi di sapere che cosa vanno a fare con i soldi delle tasse. Ma la colpa non è loro sono l'ultimo anello di chi li ha votati.
Quindi guardatevi attorno alle persone che conoscete. Allora preferisco non votare. Allora attenzione, se l'alternativa è quella di non votare, preferisco non votare, però poi infatti il risultato l'abbiamo visto. Io mi preparo, divento cittadino cosciente e dopo voto qualcuno che mi serve, altrimenti se questi sono i risultati preferisco che non ci sia. Un attimo, facciamo rispondere Paglia. La scelta ce l'hanno i partiti, noi non abbiamo la possibilità di Nessun scegliere. problema, sarò qui volentieri, sempre se io verrò invitato come al solito. Come no? Sentiamo, facciamo rispondere. I partiti... Facciamo un momento, facciamo un attimo rispondere. Lei Paglia. dice una cosa molto giusta, come sa, insomma, Sacrosanta. siamo fra quelli che avrebbero voluto, diciamo, che oltre che i partiti i cittadini potessero votare anche per le persone. Però al netto di questo, lei sa più o meno che idee porto in Parlamento io, che idee porto in Parlamento lui, che idee porta in Parlamento l'altro, al di là della persona. Questo almeno vale per il mio partito, insomma siamo abbastanza simili gli uni agli altri, ecco, almeno proviamo a discutere ma poi a fare le stesse proposte. Cosa stiamo a fare noi in Parlamento? Io le dico, lei vada a leggere, visto che stiamo parlando di banche, cosa ho proposto io sul sistema bancario, sono tutte leggi depositate, può andare stasera sulla mia pagina, sul sito del Parlamento, non sul mio personale, le legge tutte. Separazione delle banche commerciali e banche di investimento, istituzione di un meccanismo per far sì che gli NPL invece di essere smaltiti attraverso i fondi speculativi siano smaltiti attraverso la possibilità per i debitori di acquistarli al prezzo a cui la banca li ha svalutati come caso eccezionale per risolvere il problema degli NPL. E andiamo avanti giù di lì. La questione del Monte dei Paschi di Siena io l'ho messa, diciamo, in cantiere dicendo che bisognava fare una ricapitalizzazione di Stato perché quella banca stava andando al macero e avrebbe trascinato le altre all'inizio del 2014. Risoluzione a firma Giovanni Paglia depositata alla Camera dei Deputati, messa anche in discussione nel 2014 all'inizio, quando ancora sembrava che in questo paese le banche andassero con un filo di gas. Qualcuno che lo diceva c'era. Io cosa ci sto a fare? Io quello che le posso dire e cosa avrei fatto, e ho dimostrato che avrei fatto, perché l'ho messo per iscritto, l'ho proposto, ho fatto quello che può fare un parlamentare in questi 5 anni. Le posso dire, lei voti per me, le dico così in termini banali, e sa cosa farò nei prossimi 5 anni se avrò la possibilità di governare questo paese. Altrimenti, dato che sta parlando con forza dell'opposizione, si deve accontentare di valutarci per quello che abbiamo potuto fare in questi anni, denunciare, fare proposte che non sono sempre state accolte, provare a fare delle battaglie contro leggi che non abbiamo condiviso, come quelle di cui parliamo questa sera. Può dire che non le abbiamo fatte abbastanza bene? Sì, non le abbiamo fatte abbastanza bene perché queste leggi sono passate. Nel mio caso io mi prendo ancora più responsabilità perché non sono nemmeno stato in grado di far passare fino in fondo il nostro messaggio, è evidente. Non sono un partito fortissimo come può essere quello del collega senatore. Sono un partito molto più piccolo, avremmo sbagliato qualcosa anche da questo punto di vista. Abbiamo fatto molte battaglie e non le abbiamo fatte passare a dovere, tant'è che lei oggi mi chiede cosa è stato a fare là. Colpa mia. No, perché... non a lei. No, lei alla politica in generale. No, lei lo chiede alla politica in generale, ma poi giustamente ha detto la politica qui stasera siete voi, quindi io rispondo per me, è inutile che rispondo per la politica in generale, anche perché la politica in generale non esiste. Cioè questo è un punto fondamentale che ne approfitto per dire. La politica non esiste. Esistono i partiti, ognuno con responsabilità diverse, e persino all'interno dei partiti esistono persone, ognuno con responsabilità diverse. Dividi e la democrazia. No, la democrazia è una funzione meravigliosa. Non divide avete niente, fatto in modo che nessuno ci capisca più niente e ogni volta avete la solita scusa, non c'ero io. No. Guardi, proprio no, perché io potrei chiedere a lei cosa ha votato in questi ultimi 30 anni. Poi le dico cosa ho votato io e io le assicuro che i partiti per cui ho votato io nella crisi di oggi non hanno nessuna responsabilità, nessuna.
Nessuna, nessuna e nessuna. Poi vediamo chi ha votato lei e vediamo se col suo voto ha contribuito un po' a quello che è successo, d'accordo? Involontariamente, per carità. Qualcuno avrà pur votato qualcun altro. No, siamo arrivati all'assurdo. Cioè, adesso non è neanche vostra responsabilità il fatto di essere giù. Scusateci. No, io le dico che la mia responsabilità ce l'ho e come? Qualcuno vi avrà pur mandato giù. Certo. Basta. Dai, guardi, siamo addirittura d'arrivo, facciamo rispondere. Delle risposte, dai. non sono in grado di darci delle risposte e allora mi dispiace, non siete utili. Non le piace la democrazia. Dai, facciamo rispondere, per piacere, facciamo rispondere, se no. Ho osservato che questa sera non sia venuto nessun esponente di maggioranza e che questo non sia casuale. Sono stati invitati, sono stati invitati. In questa legge di bilancio c'era un emendamento, almeno uno, in realtà ce n'erano più di uno, che se fosse stato approvato non saremmo qui questa sera a discutere questo problema, perché il problema l'avrebbe risolto. Perché era un emendamento che andava a istituire un fondo veramente importante, con 4 miliardi di euro, e che non avrebbe pesato per un euro sulla finanza pubblica, cioè sulle tasche dei cittadini. E io ne rivendico la paternità e mi rendo conto che lei mi può criticare dicendo perché l'hai presentato se sai che non verrà mai votato perché sei una forza di opposizione, non sei di maggioranza. E ne rivendico la paternità perché l'ho presentato, vi ho consentito in questo momento di giudicare chi ha votato contro in commissione, in aula, quell'emendamento. Perché quell'emendamento lì, che è pubblico, lo potete leggere tutti e ce l'ho qui con me, se fosse stato votato avrebbe risolto il problema. Verissimo. Non è stato votato perché c'è stata una maggioranza che ha votato contro. E perché ci sono state associazioni dei risparmiatori, anzi associazioni dei consumatori, che hanno appoggiato un emendamento finalizzato a depotenziare questo che era stato presentato con la finalità di sostenere la posizione. Ma è la verità, è la verità. È la verità, perché quando ci sono, non sto parlando di te, sto parlando di associazioni di risparmiatori. Tu non sei un'associazione di risparmiatori. Io sto parlando di associazioni. No, io sto parlando di associazioni di risparmiatori che in questo periodo hanno plaudito a questa proposta di costituzione del fondo, prima 150 milioni che poi sono diventati 50 ed hanno detto è stato un grande vantaggio per i risparmiatori. Questo di fatto è stato finalizzato a depotenziare l'emendamento che era stato preparato, che aveva d'obiettivo quello di fissare a 4 miliardi il fondo di ristoro per i risparmiatori. Questo è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Chiarissimo. Ugone. Scusate. Ma lo ha letto, signora? Scusate. Allora provi a leggere, un attimo. Ma provi a leggere quel provvedimento. Una volta che l'ha letto ne parliamo, perché bisogna che ci sia una sentenza passata in giudicato dopo l'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa. Tenga conto che non è ancora chiusa la due diligence su quella posizione. Poi ci sono i 60 giorni per insinuarsi nella liquidazione coatta amministrativa. Poi serviranno degli anni perché vi sia l'ammissione, poi serve una sentenza passata in giudicato. E gli stanziamenti sono 2018-2019. Nel 2018 salta sicuramente e non è detto che vada perso lo stanziamento. Nel 2019 ne riparliamo e può essere ricaricato, ma può essere ricaricato una volta che viene svuotato, ammesso e non concesso. Noi potremmo eventualmente svuotarlo a piacimento di quelle commissioni che andranno a valutare chi sarà truffato e chi non sarà truffato dal 2019-2020 in poi. E quindi ne parliamo nel 22-24. Se le pare un buon risultato, io lascio a lei volentieri. Buoni risultati di questo tipo non fanno parte delle mie prospettive. Scusate. No, giusto per una questione di verità. L'emendamento di cui parla Cappelletti, di cui noi avevamo fatto la macro traccia, no? Qualche mese fa, è stato approvato nelle stesse forme in Regione Veneto, no? E la Regione Veneto si è fatta promotrice per questa iniziativa anche verso il governo. Non saremo qui a parlare di questo neanche se fosse stato approvato il nostro emendamento. Non saremo a parlare di questo se il decreto non ci avesse cancellato. Non staremo parlando di questo se fosse stata approvata e ci avessero dato spazio sul nostro piano industriale per la Popolare di Vicenza, no? Solo che purtroppo siamo qui.
oggi. Con i se e con i ma non si mangia, chiaro? Bene, allora per venire all'oggi è essere concreti, perché alla fine bisogna essere concreti, perché poi fatalità si parla col politico di turno, e non parlo di voi due perché non voglio entrare in polemica con voi due, per cortesia. Si parla col politico di turno, il politico di turno come quelli che avevo io in ufficio erano quelli più bravi, più buoni, più belli, perché poi alla fine erano quelli che avevano fatto qualcosa, e io non nego che può essere che lo abbiano fatto, non lo so, non conosco la storia politica di tutti i politici che ci sono in Parlamento, ma ci sono leggi elettorali che non ci permettono di votare le persone, votiamo i partiti li nominano, no? Quindi alla fine la democrazia in questo paese è demandata ai partiti, e i partiti si comportano nello stesso identico modo di cui il signore prima ha detto, se ci vogliamo prendere in giro, perché poi il programma elettorale di tutti i partiti è sempre quello: meno tasse e più lavoro, e ogni anno ci troviamo con più tasse e meno lavoro. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto, ho parlato in una massima per far capire a tutti, adesso lei, dai, allora adesso stiamo parlando del fatto che bisogna andare a votare. Io dico una cosa: in Sicilia hanno fatto una lezione di civiltà, non sarete d'accordo, ma secondo me hanno fatto una lezione di dignità. Meno del 50% delle persone è andato a votare, hanno delegittimato chiunque andasse su. Però il comando è lo stesso. Certo, ma è un grande segno di delegittimazione. Bisogna stare attenti a questi segni, perché poi quando si rappresenta il 10% delle persone, la democrazia e la rappresentatività è finita, e quando è finita allora poi casca tutto, e quando casca tutto vi assicuro che quei pochi che restano... Poggiamo la sensibilità dei politici. No. Se vanno a votare in tre, uno ne prende due, uno ne vince, uno ne prende uno, quello che ha preso due sono legittimato a operare. Ricordati una cosa, quello che voi non volete capire, e non lo capisce nessuno, noi siamo in una crisi culturale, della quale quella economica è l'aspetto più evidente, perché ci tocca direttamente. La nostra è una crisi culturale, di valori, di insegnamento e di persone. Questa non la cambi, e sai perché te lo dico, perché io mi vanto di averlo detto precedentemente. 1979, c'eri tu? Non credo. Nato, perfetto. Alberto Ronchey, Corriere della Sera, quando il Corriere della Sera era via Solferino ed era il giornale, no un giornale, era il giornale. Alberto Ronchey intervista Ugo La Malfa alla domanda: che futuro ha un paese che fa questo debito? Un paese che fa più debiti per fare pagare le pensioni o i prepensionamenti non ha futuro. Quella è la mia dottrina, io sono fermo a quello, e da allora io ho sempre ragione. La maggioranza degli italiani ha votato altre cose, e posso dirti si arrangiano, perché ora è tempo che ci svegliamo tutti, e ti ripeto, vanno a votare in tre. Chi prende 2 voti è legittimato, questa è la democrazia, che ti piaccia o che non piaccia. Mi perdoni, stiamo parlando di 2 cose diverse, però mi perdoni. Io ho detto una cosa ben diversa, colga, io ho detto la rappresentatività è morta, e quando è morta la rappresentatività lei può anche governare, ma come fa a governare con 2 voti? Tranquillo e sereno, cosa gliene frega? No, guardate che ci sono apparati istituzionali, guardate che ci sono apparati istituzionali in questi mesi che si sono mossi contro il governo. Attenzione, ci sono apparati istituzionali in questo paese che si sono mossi contro il governo in questi mesi, e hanno dato segnali forti di cambiamento. Se la rappresentatività viene meno, cascano tutte queste eminenze grigie che stanno comandando il paese, sono poche, cascano, da Benedetti in giù, cascano tutti. Guarda, ti posso rispondere con un esempio. Noi abbiamo avuto dal governo Monti fino all'altro giorno una persona pagata da Merrill Lynch, d'accordo, che forniva le informazioni segretate. Sbaglio sempre, che forniva informazioni segretate sulle possibili riforme fiscali. Queste passavano a Ernst & Young, lei faceva cambiare e tornavano. E qui qualcuno ha mai parlato, si è mai indignato perché questa era Ministero dell'Economia? Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. Qualcuno ha detto è inammissibile, e sai perché? Ma sai perché? Lei è ancora là, perché lei è uscita dal Ministero. Però per la legge Madia non può essere licenziata. Belluco. A proposito di indignazione, al di là di un certo Daniele Pesco, ma l'ha fatto con 1 anno di ritardo, del Movimento 5 Stelle, non c'è nessuno in Italia che sia indignato di una legge dello Stato che prevede le garanzie sottostanti
sui pagamenti dei crediti deteriorati NPL. Stiamo parlando di 349 miliardi di euro, dove ci sono le garanzie sotto, si chiama GACS, va bene, garanzie sui crediti a sofferenza. Guarda che è una cosetta mica da poco. Sarebbe stato come gli Stati Uniti d'America avessero fatto le garanzie sottostanti sui mutui subprime. Noi stiamo, il governo italiano, io ho chiesto l'arresto di Padoan per questa cosa qui, perché ho chiesto l'arresto, e sai per quale motivo ho chiesto l'arresto? Perché l'11 luglio ha firmato in nome per conto del popolo italiano, che venga istituita una bad bank nazionale che vada a garantire tutti questi crediti deteriorati. Ma non è una cosa che devo dire Alfredo Belluco, signori, questa è una cosa che devono dire i partiti politici. Io sono venuto in commissione e alcune cose pesanti le ho dette, Paglia che tu c'eri, e le ho dette certe cose. Ho detto per esempio che c'è gente che si è suicidata credendo di essere debitore con le banche, invece poi noi abbiamo dimostrato che era creditore. Ho detto che bisogna fare anche un'indagine per quello che riguarda le questioni dell'usura, e ho mandato una lettera a tutta la Commissione, a tutto il Parlamento, a tutto il Senato, a tutte le più alte cariche dello Stato, e non mi ha risposto nessuno naturalmente, ma non mi ha risposto nessuno, è vero, perché è vero. E quindi qui stiamo andando, sprofondando al di là di quelle che sono le condotte morali di questa benedetta società. È culturale, è un'altra cosa, non è morale, è culturale. Culturale, morale, cioè c'è la mancanza della certezza della pena, c'è la mancanza di tutto. Certo. Ma se la gente non è al corrente di questa cosa qui, Tullio, perché Baretta ce l'ha, perché io ho chiesto l'arresto di Padoan, ho chiesto le sue dimissioni, ho chiesto alcune cose, ho detto che è impazzito, l'ho detto in diretta TV che è impazzito il governo su quella questione lì dei crediti deteriorati, perché loro si stanno, no, perché guarda, te lo devo dire sta cosa qui, si stanno arenando su una questione dei crediti deteriorati, molte anche associazioni, che non sono certi liquidi ed esigibili come si pensa, e che non si può fare affidamento su qualcosa che... Facci andare avanti. Cavallari, come chiudiamo questo? Adesso vabbè, domani mattina avete questo incontro. Noi domani mattina lo facciamo lo stesso, che... chi vuol venire venga, è ben accetto. Ci sono anch'io. Per come la vediamo noi. Ma domani mattina noi insistiamo con la politica, non appoggiamo nulla, chiediamo e chiederemo conto. E faremo la stessa cosa che abbiamo fatto tutti quanti assieme qua stasera, nulla di più e nulla di meno. Questo per quanto riguarda Adusbef, ma io penso anche a tutte le associazioni che saranno presenti domani mattina. Voglio dire che pensare che da adesso in poi il sistema bancario si attivi motu proprio, come diceva qualcuno qui in trasmissione, e cominci ad elargire denari, sarebbe molto più semplice modificare quella parte del decreto 99 che rende esente Banca Intesa dalle problematiche inerenti le due venete, e consentire così il ristoro effettivo. Salta l'accordo. Salta l'accordo, però da qualche parte bisogna... Magari a clausola risolutiva. Salta l'accordo, però sarebbe... Allora, un'ultima battuta da parte dei nostri due ospiti, diciamo politici. Allora, da questa commissione d'inchiesta cosa nascerà qualcosa? Ma guarda, io più che qualcosa nasca, io mi aspetto che possa avere almeno un po' di utilità per fare chiarezza. Non mi sembra che per il momento ne stia facendo moltissima. Io vedo una cosa, guardate, qui c'è una responsabilità dal mio punto di vista, poi credo che lo dimostreranno le carte, molto forte di Consob, molto più che di Banca Italia, rispetto alla questione delle due banche venete. Nel senso che Consob ha autorizzato emissioni di obbligazioni, aumenti di capitale, e lo ha fatto. Io di questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma avendo la conoscenza di quello che stava facendo, cioè conoscendo lo stato di quella banca. Quindi la vigilanza ha sbagliato, sì. Cos'altro mi aspetto da questa commissione d'inchiesta? Che almeno squaderni davanti a tutti i problemi e anche le possibili soluzioni. Dal mio punto di vista lo ha già fatto, perché almeno alcune cose sono chiare. Il raccordo fra Banca d'Italia e Consob non funziona. Va migliorato.
La Banca d'Italia non ha abbastanza poteri, perché non ha poteri investigativi reali. Questo forse non si sa, ma la Banca d'Italia oggi può chiedere documenti alle banche, ma non può imporre, cioè non ha poteri investigativi la Banca d'Italia. Va superata dal mio punto di vista anche la riservatezza e segretezza degli atti di Banca d'Italia. Quando Banca d'Italia va a fare un'ispezione è giusto che il dettaglio sia riservato, ma almeno una sintesi deve essere a disposizione del pubblico, perché non è accettabile che ci sia la banca centrale che sa che un istituto è in difficoltà, ma i clienti di quell'istituto non lo sappiano. E tu per 10 anni hai le autorità che sanno che uno è in difficoltà e per carità possono anche impegnarsi a dargli dei consigli perché si sistemi, ma intanto è in difficoltà e i clienti nulla. Perché un organismo di vigilanza serve anche se fa trasparenza, se parla con i cittadini. In democrazia funziona così. Quindi questa è un'altra cosa che andrà fatta. La terza cosa sono le pene. Le pene sia in termini di penale, vero, perché i reati finanziari da questo punto di vista hanno pene debolissime, ma poi, lo ripeto, soprattutto dal punto di vista della possibilità di rivalersi sui beni, perché a me più ancora di indignarmi il fatto che questi signori, a partire dai vertici di Popolare di Vicenza, più ancora che non abbiano, diciamo, non rischiano di scontare la pena in galera, ma più ancora mi indigna il fatto che non si riesca neanche ad andare a toccare il patrimonio. Certo. Perché fino ad oggi ricordiamo che non c'è stato fatto nessun noi tipo abbiamo di leggi in questo paese preventivo. Che se uno sa che sta facendo porcherie da un punto di vista finanziario e si autotutela prima, il rischio per lui è zero. Va bene? Zero. Certo. Cappelletti. Altrimenti lo tutelano gli altri. No, ma non ce n'è bisogno, perché tanto... Cappelletti. Guardi, questa è una legislatura che sarà ricordata per un argomento, sarà per il numero di provvedimenti che sono stati fatti ad esclusivo interesse del sistema bancario e delle banche e a detrimento degli interessi dei risparmiatori. Siamo partiti, pensate, nel 2013 con il decreto IMU Banca Italia che ha preso 7 miliardi e mezzo dalle casse di Banca Italia e l'ha distribuiti alle banche che sono nella governance di Banca Italia, e da allora se ne sono succeduti una miriade. I miliardi per il sistema bancario in Italia non sono mai mancati. Abbiamo avuto un governo che si è veramente comportato da forte con i deboli a deboli con i forti, questo mi sento di dire. Però i cittadini a questo punto, secondo me, adesso a breve andremo a votare avranno l'opportunità di scegliere tra un cambiamento e tra mantenere le cose come stanno. Però attenzione, perché prima si è parlato di astensione. Ecco, se si sta a casa e non ci si reca alle urne e non si va a votare, poi non ci si lamenti più. Certo. Professor Casen. Allora, io non ho mai visto una commissione che abbia raggiunto un qualsiasi risultato, no? Ma ricordo dall'inizio, quando hanno fondato la Repubblica, fino ad oggi. C'era una famosa, e c'è tuttora una famosa commissione antimafia, però c'è voluto Falcone e Borsellino perché altrimenti non veniva fuori. La mafia a quell'epoca non esisteva, apparteneva alle favole che si raccontavano ai bambini. Quindi non credo che questa commissione arriverà a qualcosa, perché dentro la commissione c'è ma questo è genetico, c'è troppo silenzio, non c'è uno della commissione che batte i pugni e dice stiamo facendo delle grandi cavolate, perché quello che la commissione ha detto fino ad oggi lo sapevamo già. Non è che la commissione dà una benedizione, quindi parte un'inchiesta, vanno a arrestare 20 persone, 50, 100. Le banche che sono fallite hanno regalato le azioni ai propri dipendenti perché andassero all'assemblea a votare quello che volevano loro. Se voi siete stati alle assemblee della Popolare di Vicenza, la maggioranza era dei dipendenti. Sono i dipendenti che ci hanno mandato in SPA, professore. Bravo. Non noi, sono i dipendenti che perché volevano salvare il loro posto di lavoro agli azionisti o ai risparmiatori.
Quindi non credo che questa commissione, così come si presenta, soprattutto perché c'è un certo Casini, il nome è una garanzia. Perché facciamo questa trasmissione? Perché vogliamo che la gente prenda coscienza, ma soprattutto che si conosca, si riunisca e che faccia forza, che si mette insieme, che ragionino insieme, perché purtroppo, e l'abbiamo visto ed è stato detto poi anche in trasmissione, l'informazione non c'è in Italia. Quindi quello che si diceva prima, informiamo i ragazzini quando crescono, sanno della finanza, eccetera. Ma ricordatevi una cosa, che la finanza tra 3 anni è cambiata, tra 20 anni non è più quella. Abbiamo inventato un euro, l'euro, una moneta che non esiste e ci crediamo anche. Mi sembra proprio un santino, no? Vai al santo, diano al santino col pezzettino di stoffa di Sant'Antonio, chissà quanti chilometri di stoffa hanno fatto fino adesso. I nostri figli, professore, comunque i figli degli azzerati e di quelli che sono stati truffati, si ricordi che saranno... Usi il microfono, se no non sento... Sicuramente molto più informati, perché Sì, io ho 2 figli, i figli di tutti noi hanno vissuto questo allora, azzeramento. quello che non fa l'informazione non è soltanto raccontare il fatto immediato, il grande evento, il fallimento di questo e di quello, bisogna raccontare il meccanismo attraverso il quale questo avvenimento, questo fatto è successo. Allora la gente impara, e impara ogni giorno, impara dai giornali, ma i giornali non fanno questo mestiere e spesso chi scrive nei giornali non sa l'argomento, racconta il fatto ma non racconta l'analisi precedente e quello che succederà successivamente, tant'è vero che nessun giornale ha detto stiamo entrando nella crisi ed eravamo dentro da non so quanto, e quanti economisti hanno scoperto che eravamo in crisi e l'ha detto, non l'ha detto nessuno, ma perché i giornali non devono dire niente, devono soltanto constatare le situazioni che si vanno a creare. Allora, la situazione finanziaria oggi in Europa ritengo che sia discretamente tragica. Abbiamo un euro che sta in piedi fino a che la Germania sta in piedi. Se la Germania fa uno scrollone, noi siamo morti, ma anche loro. Perché attenzione, loro devono vendere i loro prodotti, non è che se li fanno e se li comprano. Quindi il fatto che in questo momento la Germania ha bisogno dell'Italia, ha bisogno della Grecia e ha bisogno della Spagna, perché sono potenziali acquirenti, se no non vendono più da nessuna parte. Non è che si può andare solo in Cina, i cinesi si stanno organizzando per produrre per conto loro perché hanno un mercato di 1,5 miliardi di potenziali acquirenti. Allora, quanto al voto, io non so per chi votate e come votate, andate a votare, attenzione, perché è la speranza dei partiti che non andiate a votare, perché ciascun partito ha il suo zoccolo duro, quindi se la spartiscono tra di loro e chi ha necessità, voglia e diciamo non va a votare e quindi dà questa possibilità ai partiti di decidere quelli che saranno i loro diciamo futuri eletti, si eleggono da soli. Questo bisogna assolutamente vietarlo. Allora cerchiamo delle alternative e non aspettiamo, attenzione, abbiamo dato troppo potere alla politica e quindi la necessità è quella di riappropriarsi di questo potere e far vedere come con questa trasmissione, ma poi partecipate a tutti gli altri convegni e non state a casa, parlate insieme, discutete, fate task de force, un gruppo di forza che possa condizionare quello che è la politica. È chiaro che il politico di fronte a un'assemblea acquiescente fa quello che vuole, ma se si trova qualcuno che comincia a porgli dei problemi, allora prende atto che ha una controparte a cui rendere conto. E questo direi che è importante per questa trasmissione, ma soprattutto per la vostra vita. E poi scrivete ai giornali. Scrivete, non ho capito perché non ci informate, scrivetelo, perché i giornali ne hanno bisogno, i giornali stanno morendo.
ma sta morendo per lo stesso motivo, perché io quando apro un giornale, che sia di destra che di sinistra, il Corriere della Sera, Repubblica, salvo due, uno è Il Fatto e l'altro La Verità, che sono all'opposto, che spaccano i maroni, scusatemi il termine, non è il ministro, a tutti i costi, perché devono vendere di più e perché probabilmente hanno acquisito una certa voglia di esprimersi. Ma quello che dovete fare è quello di scrivere ai giornali e sollecitarli, perché i giornali hanno bisogno di vendere, e quindi questo è uno dei motivi. A questo punto io vi rimando, vi invito e invito i telespettatori, se telefonano al numero che vedete in sovraimpressione, certo, potete possono prenotarsi per la prossima trasmissione, e quindi se c'è qualcuno che vuole portare dei casi propri o esprimere la propria opinione è ben voluto. Quando viene il senatore Baretta inviteremo tutti quelli che c'erano questa sera e avremo modo di discutere, e sicuramente questo argomento lo porteremo avanti perché è necessario, certo, ed è importante. Certo, continueremo, grazie e buonasera. Continueremo a restare sul pezzo, come si usa dire. Allora, grazie all'onorevole Giovanni Paglia, onorevole di Sinistra Italiana SEL, grazie al senatore Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, grazie all'economista Francesco Pontelli, grazie ad Alfredo Belluco di Confeder Contribuenti, grazie ad Anna Rita Toniollo dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, stessa associazione come dire, di cui è portavoce presidente Luigi Ugone, grazie anche a lei, grazie a Fulvio Cavallari dell'Adusbef, grazie ad Andrea Arman del coordinamento banche Don Torta. Ci ritroveremo sicuramente appena avremo la conferma del sottosegretario dell'economia Baretta, della sua disponibilità a venire in studio. Noi vi richiameremo e sicuramente sarà una serata interessante. Grazie a tutti gli associati, perché qui la maggior parte di voi fa parte appunto di queste associazioni dei risparmiatori. Armando, grazie anche a te di questa co-conduzione di questa sera, una veste, nuovo studio e anche, diciamo così, una veste diversa della nostra trasmissione. Ai telespettatori do appuntamento settimana prossima alle 21, TV7 Match. Noi ci siamo e vi aspettiamo. Buonanotte a tutti.